E questo è Babino. Peppa Pig. Il debito pubblico. Come ogni mattino, Peppa e George sono a scuola. Allora, piccolini, oggi vi assegno un problema difficile. Se una nazione ha un debito pubblico di 1.834.015 sapendo che questa non ha più la sovranità monetaria e che è costretta a chiedere i soldi per pagare questi debiti alle banche, padrone di quel debito, e che per giunta queste, prestandogli il denaro, richiedono gli interessi del 2%, quante possibilità ci sono che la nazione indebitata estingua il debito? Zero. Nessuno. Anzi, aumenta. Bravo Pedro Pony! Quindi qual è il fulcro del problema? La BCE, signora maestra. Brava Peppa Pig! Quindi se oggi un politico vi dice che il debito è estinguibile, cosa sta facendo? Io, signora maestra. Dici Rebecca Coniglio, dici! Sta dicendo una bugia grande, grossa. Grande, grossa. E perché ti vergogni Rebecca Coniglio? Non si vergognano i politici! Maestra. Dimmi Candy Gatto! Mio papà bestemmia ogni giorno perché dice che deve estinguere il debito dello Stato e che stiamo tutti Guardate! I vostri papà sono dei fessacchiotti! Saluta la stanza e scuola. Maestra Capra, avete venuto? Papà, perché non mi hai detto che il debito è Ma inestinguibile? che stai dicendo? Oh papà Pig, vieni papà Pig! Ma che? Mi state mettendo a giro? Adesso gli facciamo sentire quella canzoncina. Sì, Sì. Questa è la canzone del debito pubblico. Uno paga, due zitti, tre taglia i servizi, quattro vendi, cinque presta, sei compra nazioni, sette tassa, otto treni, 9 togli i diritti, 10 siamo tutti fritti. Ma sapete buona la canzone, eh?